Un gioco scherzoso sulla ricerca del senso della vita per favorire l'approccio al teatro. È la stand-up comica di Luca Gaete e dell'Agrigentino Salvatore Rancatore, andata in scena stamane al Teatro La Posta Vecchia di Agrigento. Pensare di portare i ragazzi a teatro oggi. Ho un'esperienza quasi decennale, chiamiamolo, di questo mestiere, perché in realtà è un gioco che si fa sul serio ed è bello portarlo a scuola con i ragazzi, perché ti accorgi che magari ormai gli abbonati sono più le persone avanti con l'età, quindi ci può essere un ricambio generazionale, bisogna ripartire dal basso e questa è una cosa bella, perché il Teatro della Posta Vecchia con Giovanni Moscato ci dà questa possibilità. Una rivisitazione del Pinocchio di Collodi. Abbiamo scelto di portare in scena appunto questo sguardo diverso sul Pinocchio, incrociando la vita dell'attore, l'autore Salvatore Rancatore, con quella tipo una sorta di biografia su Pinocchio. Entriamo e usciamo dal testo, incrociando le due vite in maniera parallela, come in un bel libro di Manganelli. Giorgio Manganelli scrisse un libro, Il Pinocchio parallelo, dove usciva ed entrava dalla storia del racconto per parlare di noi, del tempo presente, e quindi giochiamo proprio su questa cosa. Pinocchio, burattino di legno che diventa bambino, un ragazzo di Agrigento che fa l'avvocato, lascia tutto per diventare attore, quindi è un sogno di formazione, cioè un percorso di formazione che mette in atto una trasformazione. Sono molto contenta, tra l'altro, che questa iniziativa sia stata presa dal mio liceo, dal liceo dove insegno, perché noi portiamo avanti questa tradizione del progetto teatro da 4 anni, quindi i ragazzi sono educati a stare a teatro, al linguaggio del teatro, fanno ogni anno da 4 anni un mini abbonamento al Teatro Pirandello. E adesso abbiamo colto l'occasione di far assistere i ragazzi del primo biennio del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane con 4 turnazioni, perché abbiamo 4 classi per volta. Assisteranno a questo spettacolo. Questa è la prima giornata, domani ci sarà la seconda, quindi siamo certi che da questa esperienza i ragazzi usciranno arricchiti.